Sei pronta anche tu, cane? Ya la arribas. This ain't a love story. Mira, estoy llorando todo el día. Alguien llame a la policía del amor. Mira, estoy llorando todo el día por tu recuerdo todavía. Soy una vittima d'amore. È il tuo cane? No, cos'è che ti sembro? Ci avrei due esempi, però uno un po' troppo volgare, glielo dico in privato. E l'altro mi è venuto in mente il film Il mistero dei Templari. Quando sono nell'Antartide con questi mega giubbotti che vedi solo gli occhi in mezzo ai peli e così, cioè gira così. Cioè, questo è fidanzato. Ditemi voi cosa vi sembra. Ah, brutto pervertito. L'altra cosa che diceva la Alessia era Kenny di South Park. E quindi sono tre le cose. No, perché è strano sto cappuccio, perché non vedi niente di quello che c'è in giro. Praticamente io adesso sono a manina in teoria con l'Alessia, sì, perché la vedo dal monitor, ma se spengo la telecamera magari potrei essere a manina con chissà chi, no? È un po' come quando ti siedi sopra il braccio sinistro. C'è una cosa interessante, sto cane voleva la pigna. Ma se si incassa con le unghie. Aver visto una roba che non era né un cane né un gatto, è morta sulle lucine della strada, cioè, che sembrava. Hai visto un tasso morto? Mi dà quell'idea, l'animale non era né cane né gatto. Quindi... Ti ha interessato comunque, no? Cioè, cerchi di non guardare un animale morto sul ciglio. Però ti ha interessato, sì. Quindi era un tasso di interesse. Ci sono sti squiti che non capisco. Senti. No, li senti proprio appena. No, sono uccellini, non sono scoiattoli. Sì, quell'uccellino, vabbè, che come fanno a vederlo? Che a testa in giù? Sì. Impazzito, ma che roba? Ma è tipo lo scoiattolo della gang del bosco, cioè sembra fatto di coca, guarda come si muove, come vola. Sei tutto scattoso, piccolissimo, ma che roba? Guarda che sta salendo il tronco. Sì, io lo vedo, non so in camera se lo vedranno. Adesso è sul tronco, adesso ne sale un altro, là vedi il ramo che penzola è caduto giù. Sì, eccoli là, adesso forse li hai visti Italia, concentrati un po' a sinistra, vedi che stanno guarda come corro, guarda che roba, par mosche, sì. Guarda che lavori. Qualcosa, no. Non so, perché Italia il cartello con l'elenco delle spezie animali e vegetali ce l'abbiamo di là, però effettivamente si sembra tipo un colibrì. Ma il modo di sbattere le ali troppo veloce. Sì. Piccolissimo, la foglia sarà grande così. Sì, anche meno. La foglia è così grande, lui è la metà. Infatti. Vabbè, andiamo a vedere, allora dovrebbero esserci le ali scure e il petto un po' più bianco. Questi da qua abbiamo come uccelli. Piglia mosche? Sì, ma potrebbe essere. Ma ciccione confronto a quelli. Ma è piccolino, non so, poteva essere il pigliamosche secondo me, sai. Musica pastriata. Secondo te Italia, secondo me era il pigliamosche, l'Alessia nutre ancora qualche dubbio. Sì, cioè nel senso, perché è un misto tra questi, cioè mi dava la forma. Okay. Era più questa, ok? Perché vedi questo che come è fatto, cioè vedi la capinera qua ha una postura diversa, ha la gobba e il petto piatto rispetto a questo che non ha la gobba e ha la panza. E quindi secondo me quelli assomigliavano più a questi come forma, ma non mi convince il colore. Ho capito come mai li chiudono, forse ci deve essere qualche disgraziato, o meglio ancora, essendo città turistica, qualche ritardato che arriva e combina malanni, magari no, non vedo le scritte, no, perché di solito sai, fanno quegli schitti di gallina con le bombolette spray. Vabbè, eccoli però qua fuori, eccoli là, vedi, quelli sono schitti di gallina, cioè saranno mica murales. Quello vuol dire sprecare soldi in bombolette, cioè piuttosto comprati la droga. Metti la zucca. C'è anche il cane. Penso perché eravamo qui che facciamo le cose a teenager, no quelle che pensi tu, le foto da sfigati stavamo facendo, no? E ho detto, dove Lemmy? Eccolo, sempre qua Lemmy, cara. Il mio amore bello. Gioia mio, sì, ma qua sei uno spettacolo di cane. Guarda, ci sono ancora i fan di Eva Enger. Secondo me tutto sto percorso qua non l'ho fatto. No, questa è una parte nuova. Vuoi andare giù in toilette? Ci siamo persi. No, non si scende neanche qua.
Il mio cane che è felice. No, è solo impaziente di fare la cacca. E cane, non troviamo come si va giù. Vai cane, vai felice nella tua letto. La sgomma. Vai. Caro il mio cane. E prende Uccio, aiuto. Vai, che scemo. Vai. Uccio. Vai. Che ti fa? Aiuto. Che scemo. Il suo modo di sgranchirsi. Lo fa quando sta spesso in camper. Palina, dov'è? Vai Palina. Vai. Palina. Cerca. Soy una víctima de amor, soy una víctima. No entiendo cómo algo que fue mágico se vuelve algo tan trágico. No, pain and the city. Mr. Big se volvió Mr. Dig my own grave. En los finales tristes nunca pude ser muy brave. Amar es ley, es como un rey. Yeah, lo odias o lo tomas y su nombre lo grabas en un maguey. Wait, ya no hay más honey. You left, yes, but I gave it run for your money, boy. Mira, estoy llorando todo el día. Alguien llame a la policía del amor. Mira, estoy llorando todo el día por tu recuerdo todavía. Soy una víctima de amor, soy una víctima. Mi corazón roto en pedazos, símbolo de mis fracasos. Ya no hay besos, no hay abrazos, solo hay rechazos. Real money, honey bunny, fuiste mi Johnny Bravo. El sabor es amargo, pero ahora me lo trago. Como Ivan Drago, los puños hago. Mis únicos aliados, baby, no te encuentro en ningún lado. Stop now, put your hands up. El dolor que siento es puro y duro como robo.